Buonasera amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la sfida valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie D, girone B di Palermo, tra Palermo Futsal Club e San Gregorio Papa. Questa è la prima partita per i rosanero da quando hanno ottenuto la promozione nel campionato di Serie C2, mancano ancora 3 giornate di campionato che li vedranno contrapposti, infatti la prima in casa del San Gregorio Papa, poi la sfida con l'oratorio San Vincenzo e infine l'ultima che è quella contro lo Sparta Palermo per queste ultime 3 di campionato. Poi chiaramente per i più attenti c'è anche la Coppa Provinciale, difatti si giocherà mercoledì sera contro il Real Sicilia, squadra invece facente parte del girone A della Serie D palermitana. Questa è una sfida che tanti stanno attendendo perché sono due squadre che stanno facendo molto molto bene nei rispettivi gironi e poi si contenderanno i quarti di finale della Coppa Provinciale. Intanto noi vi stiamo mostrando le prime immagini con le due formazioni all'ingresso con il direttore di gara che poi darà il suo via per iniziare questa sfida. Entrano le due formazioni, entra prima la squadra di casa, il San Gregorio Papa, accompagnati dal proprio capitano. Nel frattempo immancabile anche il fotografo Mirko Valenti, presente in ogni partita della squadra rosanero. Nel frattempo però bellissimo gesto da parte del San Gregorio Papa che vuole premiare il Palermo Futsal per la vittoria del campionato, un gesto meraviglioso, molto all'inglese. La passarella veramente bellissima da parte del San Gregorio Papa, con tanti applausi per i rosanero del presidente Pazzaia che, ricordiamo, hanno vinto il campionato di Serie D girone B di Palermo nell'ultimo turno contro l'oratorio San Giovanni Battista. Intanto gli applausi da parte di tutti i componenti oggi in campo. Il capitano è Michele Chiappara con la maglia numero 7, dall'altra parte lo conosciamo tutti, Vito La Fiura, maglia numero 9 per lui, fascia attorno al braccio. Vediamo la posizione di La Fiura quest'oggi perché potrebbe sicuramente giocare in attacco, ma attenzione a Gabriele Gennaro perché è uno dei più attenti in queste ultime partite, tanti gol per lui, 4 nell'ultima giornata contro l'Ortolo San Giovanni Battista. Difatti ci aspettiamo forse anche una maglia da titolare, chissà, con La Fiura, forse laterale o magari, perché no, anche centrale. Intanto infatti 5 con i rispettivi tecnici, con mister Gentile che dovrà adesso attuare delle scelte. Vediamo chi tra i pali andrà dal primo, se Calì o Perdichese. È un po' una scelta di quasi tutte le partite. Infortunato invece Michele Morana, dovrà stare lontano dal campo per qualche tempo. Nel frattempo in campo vediamo difatti Gennaro, Scozza, Rileto e Cirafici, dunque panchina per Capitano e La Fiora. E dunque tra i pali adesso, anzi no, in realtà Chinnici è entrato in campo, Cirafici invece va fuori, dunque torna dall'infortunio anche Lorenzo Chinnici che dunque tornerà anche dal primo minuto. Dall'altra parte invece vediamo Chiappara con la maglia numero 7 poi con la numero 8 Alessandro Zampardi, con la 17 in versione pivot Angioli, in porta Riela, portiere che ha fatto veramente tanto bene nella gara di andata. Nel frattempo tra i pali viene scelto dunque Perdichizzi, questa è la scelta di mister Gentile, quindi questi dovrebbero essere quintetti iniziali. Primo possesso per il San Gregorio Papa che dunque inizierà questa sfida, questi primi 30 minuti, poi chiaramente intervallo e poi sarà secondo tempo, ma intanto 30 minuti di gioco sul pallone Angioli, continua il riscaldamento anche Capitan Chiappara con il fischietto in bocca. Dunque ripetiamo il quintetto di mister Gentile con Scozzali, Chinnici, Leto, Gennaro e tra i pali Perdichizzi. Inizia anche la sfida dunque tra San Gregorio Papa e Palermo Futsal Club. Palla su Ricco, lui il centrale oggi, Angioli. Si ritorna da Ricco, Chiappara, accenna una pressione Scozzari, poi anche Gennaro avanza, poi palla di imbucare con Leto che fa buona guardia, poi palla regalata in questo caso dal rosanero, sarà rimessa laterale dunque per il San Gregorio Papa che oggi è comunque alla ricerca di punti importanti che potrebbero servire tanto alla causa. Ricordiamo infatti sono 15 punti in campionato per i padroni di casa. Tanto conclusione subito da fuori, deviazione, ci ha provato immediatamente con la numero 8 Zampardi, uno dei più importanti di questa squadra. Poi Perdichizzi mette anche in calcio d'angolo, subito corner dunque per il San Gregorio Papa che ha iniziato la partita subito attaccando, e un po' ci si poteva anche aspettare questo tipo di atteggiamento.
Esce sulla pressione Chinnici, poi non forza troppo la giocata. Zampardi, Ricco di prima, Angioli. Oggi manca Majorana, uno dei più importanti di questa formazione. Una brutta assenza in casa da San Gregorio. Ricco per Angioli che cerca subito con la punta i compagni, viene fermato, poi scozza di lotta. Rimessa laterale per il Palermo Futsal Club. Scozzare chiede al direttore di gara dove battere, lo fa adesso e si appoggia da Chinnici. Poi Leto, pressione subito alta del San Gregorio. Chinnici allarga, Gennaro va incontro al pallone, sempre incollata alla suola. Chinnici, palla imbucata, fa un buon lavoro Ricco. Poi Angioli si concede anche il dribbling sul Leto, uscito molto bene dalla pressione. Adesso Capitan Chiappara, uno dei primissimi palloni toccati, imbucata per Angioli che cerca il dribbling su Chinnici, non passa. Palla in rimessa tra le 2 minuti di gioco passati. Però stiamo vedendo forse un San Gregorio Papa che ha iniziato decisamente meglio rispetto alla compagine rosanero. Chiappara prova il dribbling, poi cerca il pallone in profondità su Gennaro. L'attaccante però non è riuscito a scattare con i tempi giusti. Campo anche forse un po' più piccolo rispetto al Tocia, stadio di casa invece dei rosanero. Bisogna quindi prendere un po' le misure col campo. Tanto Ricco, Chiappara, buono acquisto al gancio. Ricco si parte dunque da dietro. Angioli accenna una pressione Leto, poi lascia lì il pallone. Chiappara di ritorno, anticipo netto di Chinnici che poi si ferma. Per lui è stato un grande rientro, poi il dribbling, c'è anche forse un colpo al volto. Poi chiede scusa comunque Chiappara, tutto ok. Sarà rimessa laterale dunque per il San Gregorio Papa che batte subito verso Ricco. Zampardi, dribbling. Sempre Ricco, palla imboccata, fa un buon lavoro ancora Chinnici in fase di intercettazione, poi cerca la giocata verso Leto, favorisce però Gennaro, palla a rimorchio, Chinnici calcia. Ricco trova la deviazione, sarà rimessa tra le zone offensiva per il Palermo Futsal Club con Leto. Scozzari, gancia sempre molto tecnico il 70 e anche piuttosto elegante. Qui però sbaglia perché si complica troppo la vita, poi calcia verso la porta Ricco. C'era comunque per Di Chiese, ha rischiato tanto Scozzari qui, poi palla subito in verticale, attivato da Zampardi, Chiappara, Ricco. Poi anche Riela qui a dare consigli ai suoi compagni, dice non forzare troppo la giocata. Poi conclusione di Chiappara, viene murata da ben 2 calciatori, poi Chinnici, pressione altissima dei rossobianchi. Scozzari cerca il 1-2 con Gennaro, palla però deviata in rimessa laterale, dunque ancora azione offensiva per il Palermo Futsal Club. Scozzari lascia lì a Chinnici, Gennaro prova a fare il suo solito lavoro di sponda. Leto, Scozzari. Poi con il tacco si complica tanto la vita e perde ancora un altro pallone. Poi Chinnici mette una pezza, riesce a liberarsi anche del suo avversario con una buona gioca in velocità, allarga il gioco. Scozzari, buona l'aggancio, cerca la porta Riela e poi Gennaro non riesce a calciare in tap-in, poi si complica tanto la vita, prova anche con il mancino da posizione defilata. Palla che non viene deviata, rimessa laterale, ma si è svegliato anche Gennaro. È stata una buona occasione quella capitata sui piedi di Scozzari che ha provato con la punta a beffare l'estremo difensore avversario, molto esperto. Palermo Futsal Club che arriva al match con il miglior attacco e la migliore difesa di questo campionato. Scozzari non abbocca le finte, Gennaro si allarga, calcio verso la porta, tanta potenza, non trova però la porta, rimessa laterale. Dunque diciamo miglior attacco, migliore difesa per il Palermo Futsal Club con 61 gol fatti e soltanto 28 subiti. Poi Gennaro cerca con il mancino, trova Riela ancora pronto sul primo palo. Proprio Gennaro si è sbloccato nella gara di andata con il primo gol in maglia rosanero. Intanto Leto, buono quel dribbling, lo salta nettamente, poi Gennaro, palla sul secondo palo, poi Scozzari! E la palla è entrata, Ninni Scozzari trova il primo gol stagionale, lo fa alla giornata numero 16 e poi chiede anche il cambio, 1-0.
Vantaggio dunque per i rosanero con Ninni Scozzari, che è stato molto bravo a farsi trovare pronto nel momento più giusto, quello dove bisognava spingere il pallone in rete. Pizzico anche di fortuna, perché c'è stato l'intervento da parte del portiere, poi la palla è comunque entrata, però l'ha sbloccata il Palermo, l'ha sbloccata con Scozzari, che fa quindi il primo gol della sua stagione. Zampardi, Chiappara. Nel frattempo abbiamo detto fuori Scozzari, iniziata invece la gara di Capitan nella Fiore dopo 6 minuti. Scozzari lascia il campo quindi dopo aver segnato, panchina anche per Sujon che però si sta riscaldando. Nel frattempo si va a creare questo quintetto con Chinnici, La Fiura, Leto e Gennaro. 4 giocatori che hanno veramente giocato tanti minuti quest'anno. Poi Angioli cerca di girarsi, lo fa anche bene, Chinnici non è d'accordo. Nel frattempo continuiamo a raccontare il primo gol di Scozzari, perché sulla grande occasione di Leto, lo stesso numero 11 era andato a concludere sul secondo palo con un super intervento di Riela, che però ha salvato tutto. Poi sulla respinta invece è arrivato il gol da parte del numero 70, lui che invece lo scorso anno indossava la 7, quella che invece quest'anno è cucita dietro le spalle di Luca Vivarelli, oggi non convocato, anche con un pensiero forse alla prossima partita che è mercoledì, molto molto importante, perché Vivarelli è uno dei più richiesti. Intanto la Fiore calcia il palo terrificante, poi la tocca anche Riela. Buono quell'intervento da parte del portiere, che a Parra non è d'accordissimo, però la Fiora ha subito scaldato il suo destro, lui che chiaramente ha un grande tiro da fuori, lo vuole dimostrare anche quest'oggi. Sarà rimessa laterale, quindi con la Fiura per Chinnici che calcia, deviazione, poi vuole lasciare nulla al caso mister Gentile oggi. Poi conclusione da poi di Zampardi, deviazione, l'ultima proprio del numero 8, con Chinnici che si allaccia le scarpe, dunque rimessa con la Fiora, Chinnici e adesso Leto, intanto è pronto il cambio dentro Danilo Alario che torna dopo un infortunio, dopo un lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo. Poi ruba il pallone e calcia qui Angioli, grande intervento da parte di Perdichizzi, ha scritto veramente tanto qui Gennaro, che ha perso un pallone velenoso, poi palla in verticale per Chiappara, ancora una volta Chinnici mette il piede sinistro dentro Alario, fuori Gennaro, numero 18 si posiziona in avanti, poi la tocca per Perdichizzi e il gol del pareggio per il San Gregorio Pava a segnare. E diciamo Chiappara, chiaramente il gol non è suo, ma è un autogol di Gianluca Perdichizzi, però comunque risultato di 1-1. 1-1 dunque il risultato tra San Gregorio Pava e Palermo Futsal Club, con questa battuta molto intelligente da parte della squadra di casa che ha approfittato della deviazione. Poi conclusione subito dei Angioli con Perdichizzi che va a bloccare. Poi conclusione di La Fiora. Questa è la rimessa laterale. Che si rischia tanto qua con rimessa laterale. Chinnici complica tanto la vita. Poi palla in mezzo, La Fiora calcia con la punta, Riela bravissimo qui a intervenire con questa presa bassa, è andato giù con il tempo giusto. Chinnici, La Fiora, poi forse commette fallo, poi chiede scusa, appena entrato Raineri. Uscito Chiappara, il capitano, Alario prova l'aggancio, sbaglia il passaggio, volata di Angioli che prova ad allungarsi il pallone. Qui molto bravo Perdichizzi invece a rubare il tempo, ha visto forse lo scatto del numero 17, ha cercato invece di fermarlo, c'è anche riuscito. Zampardi, sempre molto tecnico, taglio in mezzo con Perdichizzi che va giù. Qui la Fiora forse è un po' rischiato, non aveva controllato bene alle spalle. La Fiora è a centrocampo, Chinnici
può cercare la porta, vediamo. Chinnici si appoggia sulla Fiura, deviazione, rimessa a 3 ancora una volta. Scarpe da lasciare per Lorenzo Chinnici, che torna oggi, ricordiamo, dopo l'infortunio contro il Futsal Club Monreale. Nel frattempo il cambio fuori letto dentro su John. Nel frattempo si riscalda anche Cirafici. Rimangono in panchina invece Corona e Alario, Diego chiaramente, che però potrebbero presto fare il loro ingresso. Ricco, c'è l'inserimento di Angioli, Zampardi, ancora Ricco, accorcia Raineri, riceve il pallone adesso, rischia tanto che c'è la pressione di Alario, poi cambia gioco male perché Ricco stava per tornare ma era preso in controtempo e dunque Chinnici batte rapidamente su Sujon. Chinnici, c'è l'inserimento di La Fiura, le finte, sempre molto intelligente qui Chinnici, poi prova a rientrare, gli riesce. Sujon la aggancia, calcia con la punta, palla fuori. Entrato in campo anche con la maglia numero 10 Davide Capitano, che tocca quindi il primo pallone adesso. Zampardi, Angioli, dunque è uscito Ricco, un buon inizio di gara per l'esperto numero 6 comunque. Angioli, spalla alla porta, alza il pallone un po' rischioso perché Alario era comunque lì pronto a intervenire, poi la Fiura sbraccia un po', ma riesce comunque a conquistare il pallone. Chinnici, Sujon, fa tutto solo, poi Chinnici di prima sbaglia il passaggio anche lui. Angioli può autolanciarsi, cambia dall'altra parte, sa che c'è il movimento di Zampardi, però il pallone non arriva, è andato fuori Chinnici, dentro Gabriele Cirafici e vediamo chi farà il centrale perché probabilmente uno tra lui e Sujon, anche se c'è l'idea La Fiura che potrebbe... Vediamo, La Fiura spalla alla porta, fa un grande lavoro con il fisico, poi Danilo Alario cerca di controllare, ma forse pensato anche a un tiro, intanto fallo di La Fiura, dunque non è fallo subito, bensì fallo realizzato e negato anche un time out dal San Gregorio Papa, che dunque cerca di spezzare un attimo il gioco dopo il risultato di 1-1. Autogol di Perdichizzi da un lato, però forse c'è stata anche una deviazione prima, bisogna riguardare chiaramente le immagini, e gol di Scozzari per il Palermo Futsal Club. Mister Gentile intanto a colloquio con i suoi ragazzi, probabilmente per cercare di migliorare qualcosa che non sta funzionando. Il San Gregorio Patatas comunque sta giocando una buona gara, cercando di gestire il pallone il più possibile. Adesso ci saranno anche dei cambi in realtà, anche se in realtà non si stava riscaldando nessuno negli ultimi frangenti. Diciamo dunque la gara di andata terminata con il risultato di 2-1 con le reti di La Fiura e Gennaro. Per la prima volta quel match a segno entrambi. Capitano esce su Gian, poi Angioli salta, Cirafici verso l'esterno, poi cerca la porta, esterno. Perdichizzi vuole subito velocizzare, poi ci pensa un attimo e lancia questo pallone verso La Fiura, l'aggancio con l'esterno destro, non è felice. Angioli per Raineri, palla di ritorno, Cirafici può arrivarci, viene anticipato, palla in verticale per Angioli e poi Perdichizzi va giù con i tempi giusti, su Gian va a terra, però non c'è nulla. Rimasto giù su John, contrasto con Raineri, no, con Angioli. Adesso si sta rialzando l'otto. Su John, La Fiura, Cirafici, su John, Cirafici. Adesso l'uomo più difensivo è La Fiura, rischia tanto sulla pressione, riesce a passare su John, la tocca, però c'è un intervento irregolare, fallo su Capitan La Fiura. Su John, avanza diversi metri davanti a lui, La Fiura accorcia anche Cirafici, lui serve con il tacco su John che prova con la sua solita rapidità di saltare l'uomo, questa volta non ci riesce, fa buona guardia
Raineri. Zampardi, per lui tutti i minuti, come Angioli. Capitano, cerca l'imbucata dall'altra parte su Gianni. Saggiamente decide di non prendere il pallone. Cioè Cirafici piuttosto basso, potrebbe ricevere il pallone, adesso si allontana un po'. E lui torna da Gianluca Perdichizzi che guarda i compagni, il rilancio, poi cerca invece la porta con Riela che mette in calcio d'angolo, e dunque una buona occasione da parte di Perdichizzi che ha provato probabilmente a battere il suo collega avversario con questo tiro da fuori. Su John, palla per la Fiora che calcia, prende in piena Angioli, schiena però. Cercava forse un calcio di punizione, ma chiaramente non c'era nulla. Lascia lì il pallone Cirafici, su John è in battuta, si inserisce anche Alario, però il tempo è terminato, si è presa anche un po' troppo comoda in questo caso il numero 8, rimessa cambiata quindi per il San Gregorio Papa che batte rapidamente Capita, palla imbucata, Angioli la controlla, poi Alario di prima su John, pochi palloni per il classe 2005. La Fiura allo spazio, Alario cerca il pallone di ritorno, non riesce, poi Cirafici si allarga con il mancino, riesce anche a saltare Raineri per un primo momento, poi nel secondo tentativo lo stesso numero 3 lo ferma. Questo scontro tra Cirafici e Raineri al momento viene vinto dal 3 su John con il sinistro, murato d'Angioli, sarà ancora una volta calcio d'angolo. Li ho visti provare più volte. Su John per la Fiora che impatta, Riela blocca e poi cerca di tornare anche la porta. Perdichizzi però era lì pronto a intervenire e infatti non lo batte. Palla lunga per Alario, la controlla male però. Zampardi, capitano. Zampardi, palla centrale per Angioli, lo aiuta anche la Fiura, poi imbucata, c'è lo spazio, Zampardi molto largo, prende su John che adesso riparte con il pallone sulla Fiura, il dribbling tentato ma non riesce, sono 4 in difesa per il San Gregorio. Alario va incontro, poi scarica su John per la Fiura che può girarsi, Riela la tocca, poi Alario e adesso Riela ancora mette in calcio d'angolo, grande occasione per i rosanero che ci hanno provato questa doppia occasione, prima la Fiura, poi Danilo Alario. Sarà calcio d'angolo quindi con su John, palla imbucata per il 18 che è rimasto giù, poi Cirafici tocca il pallone però rimasto giù piuttosto dolorante. Mettiti il cappello che là c'è freddo. Mettiti il cappello che là c'è freddo. Dovrebbe essere un colpo alla caviglia per Danilo Alario che è tornato. Anche Riela ad aiutarlo, i due si conoscono. Passato al Monreale. Un po' d'acqua nella caviglia sinistra. Che è anche il suo piede mancino. Arriva anche il cambio, fuori Alario, dentro Gennaro. Però sta camminando abbastanza tranquillamente. Mister Gentile vuole probabilmente riportare il risultato dalla propria parte con questo cambio, con l'ingresso in campo di Gennaro. Intanto la Fiura, Gennaro, Cirafici su John, sbaglia il passaggio, Raineri però tocco con il braccio. Dunque si è salvato qui il Palermo. La Fiura, palla fuori. Zampardi, finta, trova Capitano, si gira Raineri, prova la giocata, molto bravo qui ad eludere due marcature, poi Zampardi prova l'imbucata dalle parti delle neoentrato Calandra, palla che non viene però controllata dal numero 9, poi pronto un cambio con la Fiora che dovrebbe lasciare il campo a Diego Alario, dunque è entrato Danilo, fuori è uscito, adesso invece entrerà Diego Alario. Sarà calcio d'angolo con Sujon, battuta a rimorchio, c'è nessuno però, ancora una volta
calcio d'angolo sprecato per il rosanero, con la sera che invece va a prendersi subito Calandra, che stoppa il pallone, si gira con Cirafici che va giù, poi quasi gattonando, ruba lo spazio. Tempo fuori la Fiora, dentro Alario, 1-1 il risultato. Via di Cirafici, ma Alario era completamente girato, non aveva visto il passaggio del compagno e dunque 1-1 il risultato, 21 minuti e 30 secondi di gioco sul cronometro. Pareggio tra queste due formazioni. Capitano prova il dribbling, gli riesce su Gennaro, poi si gira Calandra e poi Perdi Chizzi si entusiasma con questa presa bassa in estensione. Zampardi apparecchia per la conclusione di Capitano, sia Alario che Gennaro qui molto bravi a respingere. Zampardi, Capitano vuole il dribbling contro Alario che commette fallo, ha boccato qui, poi chiede scusa. Tutta rapida, Raineri insegue Gennaro, Zampardi prova l'ennesima imboccata, Cirafici questa volta anticipa nettamente Calandra, perde Chizzi per Gennaro che prova di testa una spizzata molto complicata. Zampardi, Capitano, sbaglia il passaggio perché Alario era lì pronto subito a pressarlo. Gennaro intercetta il pallone, adesso lo tiene in campo, lo fa solo per qualche istante perché la palla non riesce ad arrivare sui piedi di Sujon. Raineri, Zampardi, sicuramente uno dei migliori quest'oggi. Gennaro qui con una spinta abbastanza vistosa, era molto vicino al direttore di gara. E calcio di punizione con Zampardi. Raineri, palla centrale di tacco ancora per il 3, Cirafici gli dà fastidio, poi non commette fallo, di ritorno Calandra, Raineri, poi la finta insistita, molto bravo qui invece Cirafici a non abboccare la finta, poi è anche un pizzico fortunato perché il pallone tocca per ultimo proprio i piedi di Raineri. Sujon, Alario vuole girarsi, Cirafici imbucata, Gennaro, grande il suo lavoro per Alario che vince un rimpallo ma poi non riesce a continuare, poi li insegue Zampardi con il tacco, Raineri, Calandra la controlla sotto la suola, Cirafici non lo ferma, poi palla ancora in verticale con Perdichizzi che interviene, vuole anche la rimessa laterale, non viene accontentato però dal direttore di gara, dunque rimessa San Gregorio. Raineri col sinistro, Perdichizzi sul primo palo, allontana, poi la palla rimane lì ancora, Cirafici non abbocca, poi conclusione sul secondo palo, Calandra rimane in piedi Perdichizzi, ma non basta perché arriva il gol del 2-1 con Capitano che porta in vantaggio il San Gregorio Papa. Arriva il cambio, riecco in campo Lorenzo Chinnici, fuori Gabriele Cirafici, dunque ritornato un po' il cervello di questa formazione Lorenzo Chinnici, perché ha fatto veramente una grande annata quest'anno, per lui infatti 20 assist in stagione con 13 in campionato, 7 invece in Coppa, così come 5 gol in campionato e 3 in Coppa, dunque 8 gol totali, 20 assist tutta la stagione in 16 partite. Calcio di punizione dovrebbe essere, anzi no, perché il gioco è stato semplicemente fermato dal direttore di gara e infatti qui Alario restituisce saggiamente, anche sportivamente, il pallone. Rilan una fretta di battere 3 punti che potrebbero essere fondamentali per i padroni di casa. Intanto è entrato in campo anche Leto che cerca subito di non abboccare la finta. Chinnici anticipa nettamente Calandra. Questo è il duello che vedremo mi sa per diversi minuti. Perdichizzi cerca la conclusione verso la porta ancora. C'era sempre Gennaro pronto a intervenire. All'alta per Angioli, lotta con Chinnici e con Alario che cerca poi di scaricare sul compagno. Gennaro spalla alla porta,
cercava forse un appoggio che non arriva, poi palla incollata sulla suola, vuole andarsene in mezzo a due, ci riesce, ma poi si complica tanto la vita perché il pallone viene regalato al San Gregorio Papa. Testa poi Leto, cerca di velocizzare verso Gennaro, Riela la tiene invece in campo, approfittando del rimpallo. Capitano, buona qui la finta, poi imbucata, Angioli, vuole puntare Chinnici, va sul fondo, cerca la conclusione, viene fermato dal 10 e si riparte con Gennaro che se la porta avanti con la suola. Poi il contrasto di Calandra, 5 anche con Angioli, dica calma nel frattempo Chinnici. Palla imbucata per Gennaro, si ferma, alza il pallone, qui l'ha graziato Gennaro, poteva sicuramente calciare con più potenza, non l'ha fatto, cercando invece tocco morbido, Zampardi, la tocca Chinnici, poi Leto per Gennaro, il contrasto di Capitano, va giù, poi Gennaro, ma si continua. Poi si lamenta anche per Di Chizzi, voleva un calcio di punizione, non ravvisato dal dietro di gara. Chinnici, pallone non perfetto per Di Chizzi. Leto, buono qui il lavoro con il tacco per Alario che calcia in porta, la prende invece Riela che rimane in piedi fino all'ultimo, si riparte con il contropiede, Capitano, Chinnici la tocca, c'è ancora spazio per Diego Alario che la può prendere ma non ci arriva con la velocità. Molto stanco forse il 21, anche lui è tornato dopo un infortunio. Poi Calandra, palla imbucata, Leto saggiamente si mette davanti con il corpo, è stato bene in partita Leto. Chinnici fa sul mancino, salta Calandra, c'è l'inserimento per Leto che la controlla, si gira Leto ancora con il tacco per Alario, era una buona idea. Tempo esce dal campo Calandra, Riecco invece chiappara il capitano. Chinnici prova il passaggio in mezzo, Riela blocca senza alcun problema. Quando è entrato Chinnici però la difesa sta sicuramente funzionando meglio, pochissimi rischi. Chinnici, palla sul Leto che calcia subito, Riela fa una grande parata in questo caso con il piede più lontano, la leva dall'angolino, buona palla di Chinnici, poi intanto Angioli che salta anche per Di Chizzi ma non trova la porta, qui ottima l'idea da parte del San Gregorio Papa con Zampardi che aveva servito in verticale il suo compagno che però ha gettato la palla fuori. Chinnici, c'è largo Leto, si concede anche le dribbling Chinnici, poi sbaglia per allungarsi il pallone perché era lì pronto a intervenire Chiappara che infatti lo ha fermato. Chinnici, se prova ancora il dribbling questa volta credo che ci ripenserà due volte il 10, infatti scarica sul Leto. Chinnici, Gennaro, pochi spazi per l'attaccante, poi Leto viene fermato da Zampardi, poi Ricco mette in rimessa laterale, minuto 29 e 30 secondi, mancano gli ultimi 30 secondi, poi sarà duplice fischio. Gennaro vuole aggirarsi, Gennaro nasconde il pallone, fa tutto solo, palla sulla suola, poi cerca il traversone in mezzo e là senza problemi, palla con l'esterno, Angioli si complica un po' la vita con il controllo, poi palla fuori. Leto, Chinnici, mancano veramente pochi secondi, 5 secondi alla fine del secondo tempo, adesso c'è ancora spazio per attaccare. In campo anche i Cirafici nel frattempo per Alario, forse c'è qualcosa da recuperare, vediamo se Gentile ha avuto giocarsi questo cambio. Leto per Chinnici, palla centrale, Gennaro questa volta un po' di difficoltà, poi cerca la conclusione Cirafici quasi per liberarsi della palla piuttosto che una vera e propria conclusione. Ricco, pressione di Leto, palla centrale per Zampardi, buona gara per lui, poi Angioli è molto largo ma con Chinnici non si passa, poi palla ancora messa in mezzo forte, la tocca Chinnici, mancano 10 secondi al 31esimo, non abbiamo contezza del recupero da parte del direttore di gara, però possiamo ipotizzare come sia stato di un minuto. Sta guardando infatti il cronometro.
Chinnici, Gennaro, poi fischietto in bocca e fece il primo tempo, risultato di 2-1 tra San Gregorio Papa e Palermo Futsal Club. Al momento decisivo il gol realizzato da Capitano, è stato quello del 2-1. Intanto vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché sempre qui sui canali di Sportiseri, il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo. Ferruzza supera bene, posizione di fuorigioco. Occhio a Giovagnoli, ce l'ha sempre sul mancino, il pallone a ridosso della linea di porta, Giovagnoli insiste. L'ufficio lo stava per perdere, la marcatura comunque rimane ancora a Casabala. Mette in mezzo verso Gomez Nobre, cade in area, calcio di rigore per il Mazara, il fallo su Jailson Gomez Nobre. Risoleo, il Mazara passa, il gol dell'1-0 con l'argentino. Il Mazara torna a segnare dopo 5 partite. Attenzione all'occasione che ha Pane Bianco. Gomez si cerca di vincere il rimpallo più efficace. Giovagnoli, Ferruccia, posizione buona per Pane Bianco. Boyang allarga tutto, Pongo entra in area, vince il rimpallo anche lui, mette in mezzo quello di sinistro, da dietro il tiro in porta di Boyang, il gol del 2-0 delle Mazara nonostante il tocco da parte di Barbagallo, il terzo gol per il gambiano da quando è arrivato in Italia. De Morra 1-2 con Albanese, calcio da fuori, Coco, lancio morbido, Fernandez, tacco per Giovagnoli, il piazzato, batte Giovagnoli, è uno schema, il tiro oltre la traversa di De Morra, la prende Giovagnoli, sale il Geraci, sale il Pane Bianco, solita scena, Pane Bianco verso l'interno, passaggio per Fernandez, Coco, lancio in mezzo verso Guadagnoli, Fernandez al volo, allontana Ciancimino, Fernandez in area, la mantiene in campo, ce l'ha sul sinistro, passa dietro per il tiro di Ferruccia, il gol del Geraci, il primo in maglia blaugrana per Diego Ferruccia, alla seconda da titolare, 2-1. Occhio però a Gomez Nobre che rientra, Casabala, deviazione di Reghini, Fernandez ha preso fiducia dopo l'assist, prova il tiro dal limite dell'area di rigore, pallone per Pane Bianco, scambia molte volte il Geraci, Fernandez mette in mezzo, secondo palo, il gol del 2-2, ha segnato Guadagnoli, il Geraci la riprende, passa in campionato, calcio di rigore per il Mazara, batte Risoleo, possibilità di riportarsi in vantaggio, il mancino in porta, la doppietta di Francisco Risoleo su calcio di rigore, il Mazara è di nuovo in vantaggio, 3-2. Il Mazara vuole prendere tempo, è stato espulso Gomez Nobre. C'è un altro rosso per Pane Bianco, il rosso anche per Casabala, Geraci in 10, Mazara in 9. Pallone al vuoto, il tiro di Guadagnoli. Ci saranno ancora tanti minuti da giocare con sul secondo palo, il 3-3 al 91esimo, ha segnato Bruno Reghini dalla difesa, il suo colpo di testa non segnava dal 2018. Presa fuori Ferruzza, bene, si distende, pallone ancora vivo, Fernandez ancora bene, che salva il risultato. Geraci a millimetri dalla rimonta, nel finale è ufficiale il 3-3. Il campionato di promozione girone B, Polisportiva, Lascari Cefalù 5, Promende 0. Siamo qui con il mister Grimaudo della Polisportiva. Innanzitutto un parere sulla prestazione dei vostri ragazzi.
Sicuramente è una prestazione perché hai vinto positiva, però insomma i miei ragazzi lo sanno che possono dare molto di più. Però siamo contenti di questo risultato. Niente, cerchiamo ormai le ultime due partite di portare più punti possibili. Insomma, è un peccato che sicuramente magari non possiamo raggiungere i playoff per qualche punto perso precedentemente. E quindi volevo allacciare appunto alla seconda domanda: con quali motivazioni scendere in campo per le ultime due di campionato? Ma le motivazioni loro sanno benissimo, i miei ragazzi, che devono essere sempre le stesse. Dobbiamo sempre giocare per vincere senza mai mollare, perché insomma nel calcio mai dire mai. Noi dobbiamo cercare di fare altri 6 punti e poi insomma vedere che succede dall'altra parte. Con un occhio a Galati. Certo, speriamo che magari il Galati ci possa fare un piacere a noi, però è normale che dobbiamo vincere prima noi. Devono concatenarsi un po' una serie di... Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e San Gregorio Papa, risultato di 2-1 per i padroni di casa, dopo il vantaggio rosanero, poi il doppio gol per il San Gregorio che si ritrova sopra nel risultato. Nel frattempo vediamo in campo Corona, fa il suo esordio in questa partita, poi Perdichizzi, 3 pali confermato su John, Leto e Chinnici, d'altra parte invece Angioli, Chiappara, poi vediamo Zampardi, Ricco e Riela come portiere. Inizia anche il secondo tempo con Corona che appoggia subito verso Chinnici, su John. Chinnici, Corona, buono qui il suo aggancio. Chinnici, le voci di Mister Gentile intanto, su John. Vuole il dribbling ma viene portato verso l'esterno. Chinnici cambia tutto, Leto imbucata, Corona non vuole rischiare nulla, numero 88. Poi Chinnici vuole girarsi ma sbaglia Angioli, secondo palo, Chiappara, Angioli ancora! Ed è 3-1 per il San Gregorio Papa, che sopra nel risultato adesso e dopo 40 secondi trova il modo anche di trovare il tris. Adesso bisogna sicuramente tornare a giocare con il proprio calcio, quello che Mister Gentile ha trovato per tutta la stagione. Adesso è un momento non è felicissimo per il rosanero. Leto, Chinnici, su John, pressione di Chiappara, ha fatto un grande lavoro in precedenza. Poi Chinnici anticipato, Chiappara ancora, vuole il dribbling su John, lo salta ancora Chiappara, molto laterale su John, ruba il pallone, però concede comunque la rimessa laterale, risultato di 3-1, ricordiamo. Ricco, poi conclusione da fuori per Dichizzi, respinge una conclusione molto potente. Chiappara, ancora Ricco. C'è largo compagno, poi palla direttamente dalle parti di Perdichizzi che batte, anzi non batte, lascia Chinnici, Perdichizzi, ancora Chinnici, Leto, sempre Chinnici, c'è largo su John ma non viene servito. Alza il baricentro Chinnici, poi su John. C'è largo Leto, anche Corona è sceso. Corona vuole un'imbucata, dribbling con la suola, poi non passa in mezzo a due. Angioli, c'è Ricco dall'altra parte, poi Zampardi prova una conclusione sul primo palo, troppo, per Dichizzi velocizza per Leto, buono l'aggancio, poi in mezzo a 3 Leto fa il massimo da quel punto di vista, poi testa su John, cerca di nascondere il pallone, Angioli lo ferma, poi 2 volte su John, palla poi terminata fuori, rimessa laterale. Chinnici si ferma su John, poi riceve il pallone adesso Lotto, un po' spento. Corona, palla imbucata per Leto che lascia scorrere, palla ancora in mezzo per Corona, è una buona idea questa, hanno confezionato i due, ma si riparte con Zampardi molto veloce, chiappa la punta e poi traversa, si salva il Palermo Futsal Club.
Qui sta veramente rischiando tantissimo. Chinnici su John, si inserisce lo stesso numero 10, poi sbaglia su John con questo passaggio un po' rischioso, poi palla in mezzo, Leto, palla ancora di ritorno verso su John, molto bravo invece Chiappara che qui mette una pezza, sempre su John sul punto di battuta, poi palla in mezzo, Leto la controlla ma pallone è in rimessa laterale. Ricco, Zampardi fa un buon dribbling qui andando verso l'interno del campo, poi Chiappara, palla ancora in verticale per la conclusione sul secondo palo, si era inserito anche Angioli, non è arrivato sul tappino sul secondo palo, si salva ancora il Palermo Futsal Club che sta veramente rischiando tantissimo adesso. Chinnici, primo dribbling è ottimo, rientra, poi cerca la conclusione e torna con il gol Lorenzo Chinnici, 3-2. Adesso l'ha veramente riaperta il Palermo Futsal Club che però in precedenza ha veramente rischiato tantissimo. Ed è sesto gol in campionato per il numero 10, è stato molto bravo qui con il primo dribbling su Angioli, poi punta verso Riela. Nel frattempo si riscalda anche Capitan La Fiura che dovrebbe entrare credo a momenti. Questione alta di Sujon che subito vuole sfruttare il momento difficile del San Gregorio, palla sul secondo palo, poi la controlla male Ricco, palla regalata in rimessa laterale. Corona, Chinnici scambiano la palla ai due mancini rosanero. Chinnici, palla centrale, Leto secondo spazio, Chinnici ancora su John, vuole il mancino Raineri qui molto bravo perché l'ultimo a toccare è proprio su John. Che errore di troppo oggi per il numero 8, errori non da lui sicuramente perché difficilmente sbaglia, quest'oggi invece forse un po' troppi errori. Su John vuole rifarsi adesso, poi cerca il tiro, viene murato, poi tacco molto elegante, Chinnici, c'è Leto al centro, lo serve adesso, poi si accontenta di una rimessa laterale. Dunque continua l'attacco, il forcing offensivo del Palermo Futsal Club. Leto per Corona anticipato, poi su John mette tutti d'accordo, Zampardi invece spazza più lontano che può in rimessa laterale. Perdi Chizzi, Chinnici, vediamo se va sul sinistro, infatti sceglie proprio quel piede, poi Raineri è molto bravo a non concedergli il tiro. Su John con il mancino, Riela, poi Leto e ancora Riela super a rimanere in piedi fino all'ultimo, Leto con il tacco, anzi su John con il tacco, Chinnici allarga, Leto guarda la porta e calcia, Riela addirittura la blocca, molto abile questo portiere. Poi Ricco cerca il passaggio in verticale, Corona con il tacco, nel frattempo è pronto ad entrare Vito La Fiura, forse al posto di Corona, vediamo. Dribbling di Chiappara, ne fa un altro ancora, poi apparecchia verso Raineri, una grande palla ma non riesce a servirlo con i tempi giusti, palla lunga di testa ancora Zampardi. Leto ormai sta giocando quasi da terminale offensivo. Ricco, Raineri, Zampardi, poi Ricco cerca il rilancio per Zampardi che la mette giù, Chinnici è molto bravo a rubare il tempo però non ne ruba il possesso, è andato fuori Leto dentro La Fiura, dunque torna come laterale probabilmente, poi palla in mezzo, è dovuto a deviare, poi Raineri se non abbiamo visto male con Perdichizzi che era andato anche giù. Nel frattempo dovrebbe essere forse La Fiura lì davanti con Corona invece laterale. La Fiura, Perdichizzi, Chinnici, c'è La Fiura che si inserisce, non lo serve, Corona, sempre molto tecnico, Chinnici, su John, si ferma, sterzata, La Fiura, Chinnici, sempre La Fiura, nuovamente Lorenzo Chinnici, poi sbaglia il passaggio, prende anche un colpo. Molto dolorante qui Lorenzo Chinnici. Tempo se ci sarà qualche altro cambio perché si sta riscaldando Gennaro, potrebbe essere
Rimessa laterale dunque per il San Gregorio Papa, che batte con Chiappara dalle parti di Capitano, rientrato in campo questi ultimi istanti. Riela in avanti, che Nici controlla anche questa palla. Sembra veramente essere messo di lato ormai l'infortunio. Corona con la punta, deviazione, calcio d'angolo. Darà Corona al corner, batte corto su John, va sul sinistro, Riela ancora, si entusiasma con questo tiro. La grande risposta del portiere numero 12. Veramente difficile segnare da fuori, però. Poi la Fiura, deviazione, calcio d'angolo. Sembra veramente difficile poter segnare da fuori a Riela. Infatti Ducati sono andati anche da posizioni ravvicinate su John, schema per Corona, di testa su John, va giù, ma tutto regolare. Poi lancia il pallone, però sembrava che questo schema fosse indirizzato verso la Fiora. Corona invece l'ha presa con la testa. Chinnici sbaglia il dribbling, Raineri con su John e lascia la palla lì, poi per Ghizzi va giù, si continua, palla dietro, ancora Chinnici a mettere una pezza. Si sono salvati adesso su John per Corona, che cerca di velocizzare, poi su John è rimasto giù. Dentro Scozzari, fuori Corona, fuori anche su John e per Gennaro. Calcio di punizione, dunque fallo su John. Sempre Chinnici sul punto di battuta. C'è largo Scozzari, autore del gol che ha sbloccato questa gara con il gol dello 0-1. Scozzari, Mancino, Chinnici, non perfetto, poi la Fiore in anticipo, Gennaro di testa per Scozzari, la controlla, poi tutto regolare, ancora Gennaro con il tacco, la Fiore la controlla, sempre Gennaro che cerca un passaggio in mezzo, probabilmente deviazione, calcio d'angolo. Poi chiama l'ennesimo schema Mister Gentile. Sul punto di battuta vediamo Ninni Scozzari. Palla alta per Chinnici che calcia con il sinistro, poi Gennaro non arriva nel tap-in, Riela fa subito ripartire i suoi. Con questo controllo di Chiappara, Chinnici si scontrano ma si continua. La Fiora, aggancio delizioso del Capitano, che però anche il DPV riesce. La Fiora con la punta e poi Capitano devia il pallone, rimessa laterale, zona comunque offensiva. La Fiura prova l'imbucata ma sbaglia, regala il pallone a Zampardi che si può autolanciare con la velocità, poi cerca con la punta, prende in pieno Scozzari. Adesso squadre molto larghe con San Gregorio che sembra anche piuttosto stanca. Capitano vuole il dribbling, passa e poi fa il super gol con la punta, batte per Di Chizzi del 4-2. E poker quindi per il San Gregorio Papa, che adesso si trova davanti ai due gol, diciamo così, come se fosse finita la benzina, in realtà l'opposto in realtà, perché è arrivato anche il quarto gol della formazione di casa con questa grande azione di Capitano. Intanto Gennaro, la Fiura, Chinnici, poi sbaglia il tocco verso Gennaro, palla sbagliata sul 22, poi Zampardi alza per Di Chizzi, blocca, si riparte con Gennaro, tacco molto elegante, Chinnici vuole passare a un rimpallo a favore all'inizio, poi non gli sorride il pallone, Raineri non lo trova, sbaglia anche Chinnici, sbaglia passaggio sulla Fiura. Raineri, la Fiura non riesce a passare due volte, poi ruba il pallone, Scozzari, Suola, rallenta un po' troppo l'azione, poi torna dietro, Chinnici. La Fiura con il sinistro, palla fuori. Si chiede un calcio d'angolo, non per il direttore di gara, non c'è nulla. Poi Zampardi cerca il secondo palo, una buona idea questa per Sangioli, che però era rimasto
più indietro, forse non si aspettava questo tipo di pallone, la palla invece sicuramente corretta. Mancano 17 minuti nel frattempo alla fine della partita per chi si fosse sintonizzato in questo istante. 3-1 il risultato. Chinnici sbaglia il passaggio, Zampardi anticipa, Angioli molto largo, poi palla su Raineri, ancora una volta lotta Gennaro che ha la meglio, Gennaro va con il fisico sul sinistro, può anche girarsi, va giù, ma si continua per il direttore di gara. Zampardi, sempre molto tecnico, cerca l'arrivo del compagno, riesce a passare Zampardi, magia, Zampardi! Era stata una grande occasione questa di Zampardi che ha nascosto il pallone, infermabile oggi il numero 8. Chinnici, Gennaro, la Fiura, Scozzari, lavora con la Suola, poi cerca di nascondere il pallone, voleva anche un calcio di punizione, non c'è nulla, poi dentro Calandra, fuori Raineri, cambio sicuramente da più fisico, anche posizionamento in attacco. Angioli, Calandra ancora in mezzo, tocca la Fiora per ultimo, calcio d'angolo. Minuto 44 di gioco, siamo arrivati ormai quasi anche a metà del secondo tempo. Capitano, tocca la Fiura, poi Gennaro, sempre la Fiora, oggi un po' in difficoltà i due, va sul sinistro, la tocca e poi Rie la blocca. Diciamo un po' in difficoltà sia la Fiora che Gennaro quest'oggi. Ruba il pallone la Fiora, la tocca lì verso Gennaro che si allarga, può calciare, aveva incrociato bene, forse un po' troppo questa volta Gennaro, palla fuori. Pronto Leto ad entrare, Scozzari da dietro, abbastanza palese il suo fallo, è andato da dietro cercando quasi unicamente il contatto, intervento corretto da parte del direttore di gara. Zampardi, uno dei migliori in campo. Capitano, vuole il dribbling su Scozzari che però non lo fa passare, una buona giocata, palla per Gennaro che calcia troppo ad incrociare, buona palla di Scozzari, se l'è divorata ancora Gennaro, oggi non è in partita forse il 22. Chinnici per la Fiura, vince il rimpallo, la Fiura ancora con il mancino e poi Capitano che si immola per la causa. Chinnici, palla per la Fiura, la controlla con l'addome, poi si appoggia, Chinnici, le finte sul destro, può anche calciare, ci pensa un attimo, poi la Fiura ancora, palla sul Leto, secondo palo e Gennaro spinge da 2 passi, azione insistita del Palermo Futsal Club che fa quindi 4-3 e riapre la partita al minuto 46. Un gol di distanza per i rosanero, ricordiamo che hanno ottenuto la promozione nell'ultima partita di campionato giocata approdando al campionato di C2, intanto conclusione della Fiura, prende però Gennaro. Dunque dicevamo come il prossimo anno la squadra del presidente Pazzaglia giocherà il campionato di Serie C2, dunque una stagione che posso dire per quanto riguarda il campionato è già terminata per l'obiettivo, ma chiaramente mancano ancora 3 partite, questa e altre 2 chiaramente. Angioli vuole girarsi, lo fa bene, tocco morbido, Leto riesce a fermare tutto, poi Gennaro allarga forse un po' troppo ma riesce a controllare la Fiura che rientra, la Fiura calcia, deviazione, poi Leto non controlla e probabilmente la tocca pure, dice di no Leto, Calandra, Chinnici tocca, poi non si capisce con Angioli e rimessa con Zampardi. Calandra fa un buon lavoro però commette fallo perché trattiene per la maglietta Chinnici. La Fiora, Gennaro spalla la porta, larga, va giù, fallo di Ricco. Calcio di punizione, vediamo chi batte.
distanza non è proibitiva. Proprio la Fiura ha trovato anche un gol in realtà nell'ultima sfida contro l'Oratorio San Giovanni Battista, proprio su calcio piazzato, ma era chiaramente molto più centrale. Fiura sul punto di battuta, vediamo se calcia. C'è anche Leto però piuttosto vicino, potrebbe essere una soluzione più che valida. La Fiura per Chinnici che calcia, prende Gennaro in pieno e poi palla allontanata direttamente sulla panchina di Mister Gentile. Chinnici, Gennaro, secondo palo tentato, c'era Leto pronto ad intervenire ma viene fermato da un ottimo intervento di Ricco che adesso allunga il pallone. La Fiura gliela controlla solo a Zampardi che poi con il fisico cerca di lottare contro il capitano rossonero, non riesce. Forse uno dei primi errori, se si può parlare così, di Zampardi, che ha fatto una partita praticamente perfetta, tante grandi giocate per il numero 8 che cerca il secondo palo. Calanda sbuca Angioli, poi Leto riesce a fermare 2 volte l'avversario, grande partita anche per Leto. Gennaro allarga per Leto, qui forse poteva andare sul mancino perché in realtà Leto stava portando via l'uomo. Gennaro doveva probabilmente andare sul piede non preferito, però avrebbe avuto anche maggiore spazio. Angioli, palla in mezzo per Calandra, 1-2, non riesce. Chinnici, la Fiura si torna ancora in attacco. La Fiura può calciare, si ferma, poi perde diversi tempi di gioco, poi forse un errore per Capitan La Fiura. Chinnici si complica tanto la vita, riesce comunque a passare Chinnici, poi il rimpallo lo favorisce in realtà, stavamo per dire non lo favorisce, in realtà sì, perché è stato l'ultimo tocco per Di Chizzi, allo spazio, può calciare con potenza, prende però con l'esterno collo e dunque palla fuori. Ricco, poi Zampardi si allunga il pallone, viene fermato da Gennaro. Chinnici ancora una volta nasconde la palla su Angioli, poi la tocca Gennaro. Ricco prova a sfondare un po' tutto, Gennaro non riesce, però rimessa, batte rapidamente la Fiura, buon lavoro, palla ancora appoggiata 2 volte. Chinnici vuole il mancino, può calciare, trova il piede però di Angioli, sarà ancora calcio d'angolo, minuto 51 di gioco, mancano 9 minuti. Alza Leto per la Fiura che impatta, non inquadra la porta, non l'aveva nemmeno presa male in realtà il capitano. È stato in campo anche Sujon, dunque Chinnici, la Fiura, Sujon e Gennaro, forse è il quintetto migliore possibile oggi per Mister Gentile. Oggi ricordiamo assenti anche Vivarelli e Catania. Chinnici, la Fiura con la punta, Gennaro la tocca e palla fuori. Questo anche un pizzico di sfortuna. Nel frattempo arriva un fallo cumulativo del dietro di gara. Adesso batte Riela, minuto 52, mancano 8 minuti. Un gol di distacco. Poi la Fiura voleva ancora una rimessa laterale, non è stato accontentato dal direttore di gara. Chiappara, Angioli contro Chinnici, palla ancora di Chiappara, allunga bene il campo per Zampardi su John, riesce a intercettare questa sfera e palla ancora in mezzo. Angioli, Ricco cerca con il mancino, poi time out chiamato da Mister Gentile per questi ultimi 7,5 di gioco ed è giallo anche dovrebbe essere per la Fiura. Ha protestato abbastanza il capitano rosanero, il di gara non l'ha perdonato e dunque cartellino giallo, 4-3 il risultato, minuto 53 di gioco, mancano 7 minuti. Ancora ci sono diverse azioni da poter creare, però sicuramente ciò che si nota è che il Palermo Futsal Club non è in giornata,
È vero, la squadra ha già ottenuto la promozione in C2, però comunque bisogna continuare in campionato anche per non perdere il ritmo, soprattutto perché ancora ci sono degli obiettivi quali la Coppa Provinciale. Infatti ricordiamo in tal senso, sempre qui sui canali di Sportisili, la sfida contro il Real Sicilia al Tocia Stadium. Nel frattempo si ritorna in campo con Perdichizzi che chiama Gennaro, forse per prendere posizione, sicuramente sì. Dunque nessun cambio, invece no, perché è entrato in campo Cirafici al posto di La Fiura. Gara non da incorniciare per il capitano. Si gioca col quinto di movimento nel frattempo con Perdichizzi e quindi avanza. Anzi no, La Fiura è il quinto di movimento, dunque nessun cambio con Cirafici, che La Fiura rimane in campo ma farà il quinto. Poi c'è stato un fischio, però La Fiora era effettivamente nella metà campo, con Chinici che è molto arrabbiato qui. Anche Riela qui a parlare con dire qualcosa, però c'è il fischio. Qui mister Gentile, la sua tesi, ed è forse cartellino giallo, vediamo. No, però dice di gara che forse qualche secondo in più, però La Fiora era ampiamente oltre la metà campo, di conseguenza il fischio non è giallo per Gentile comunque. Giallo comunque per mister Gentile. Quindi calcio di punizione in 2 dovrebbe essere, vediamo. Bisogna riguardare effettivamente dove La Fiora poi ha toccato il pallone, sembrava ampiamente oltre la metà campo in realtà, però bisogna, ripeto, rivedere probabilmente per capire meglio. Intanto calcio di punizione con Chiappara sul punto di battuta, vicino a lui c'è Ricco. Ci immaginiamo anche un cospicuo recupero comunque, perché il gioco è stato fermo diversi istanti. Su John ruba il pallone, Gennaro, palla ancora verso Chinnici che avanza, può calciare con il sinistro e torna ancora con il gol. Lorenzo Chinnici fa 4-4 con la punta, batte ancora Riela e pareggia i conti. Quanto è mancato Lorenzo Chinnici a questo Palermo Futsal Club, e anche oggi lo sta dimostrando con questa doppietta in una gara palesemente sottotono per il rosanero. Cirafici lotta con Angioli, adesso risultato di pareggio. Su John cerca di alzare il ritmo, Gennaro la tocca e poi Riela super con la mano di richiamo, fa un miracolo e non è il primo quest'oggi. Zampardi, Chiapparà, stato vicinissimo al gol il Palermo. Angioli ci crede anche il San Gregorio, che sa che i punti in palio oggi sono veramente importantissimi per la classifica, per cercare il sogno chiamato playoff. Oggi non è andato in gol Gennaro. Questa chiaramente è una notizia. Poi su John ruba il pallone, Gennaro, è un 2 contro 1, Gennaro per su John, Gennaro! Ed è 4-5, l'ha recuperata il Palermo Futsal Club e segna con il numero 22 Gabriele Gennaro, ma ancora una volta grande palla del solito su John. Questo è un cartellino rosso forse? Deve essere cartellino rosso? Forse per Ricco, perché sta uscendo dal campo rosso, però non abbiamo capito per quale motivo. Esce anche comunque con i batticinque dei propri avversari. E dunque in 4 uomini su San Gregorio. Dunque però ci correggiamo perché Gennaro, diciamo, non aveva ancora
trovato il gol, in realtà aveva segnato quel pallone sul secondo palo, messo in mezzo, di conseguenza doppietta per Gennaro che continua il suo momento magico. Chinnici, c'è Sujon largo, servito adesso, avanza Sujon con il sinistro, palla ancora in mezzo, Gennaro non riesce a controllare verso la porta, poi mette un po' in difficoltà Chinnici e comunque la tiene, Ciravici gli dà un appoggio ma non lo serve, Gennaro avanza, poi calcia con potenza, prende male Gennaro, forse poteva fare decisamente di più, intanto chiama il cambio mister Gentile con la Fiora che dovrebbe subentrare a Cirafici, palla che passa, Zampardi contro 3, salta pure Chinnici ma non il rientro di Cirafici, poi con un piccolo rimpallo viene fermato, palla in mezzo, perde Chizzi 2 volte anche su Angioli, poi cerca addirittura anche la porta, il collega Riera però era in porta. Chiapparà, manca un minuto, ricordiamo, per l'ingresso del quinto giocatore del San Gregorio, poi qualcosa da recuperare che sarà anche abbastanza ampia, poi conclusione di Angioli, deviazione per Dizzi, la tiene anche in campo, poi Cirafici si becca anche il cartellino giallo per Cirafici, dunque ha allontanato il pallone, cartellino corretto da parte del direttore di gara, sarà quindi rimessa laterale, deve battere Chiappara se non stiamo vedendo male, mi sono un po' disturbata. Zampardi vola a allargarsi, cerca il secondo, Palangioli non riesce a controllare, perdi Chizzi invece si fa trovare prontissimo per ripartire, Sujon allarga la Fiura, c'è sul secondo palo Gennaro, poi Chinnici, ancora danza sul pallone il capitano rosanero, la Fiura, Chinnici, una bocca alle finte, poi la Fiura prova un'imbucata decisamente sbagliata, minuto 60, siamo già arrivati al minuto conclusivo della partita, ma chiaramente ci sarà da recuperare diversi minuti. Zampardi, no, se punta Gennaro, ci prova un attimo, poi tacco, capitano entrato in campo per ristabilire la parità numerica, palla imbucata, Angioli fa un buon lavoro, 2 volte viene fermato da Sujon, poi la Fiura cerca di uscirne lui vittorioso, poi Angioli ancora e l'ultimo a toccare è sempre Gennaro, poi la battuta di Angioli sarà quindi rimessa per il Palermo Futsal Club. Sujon, manca veramente pochissimo, cercate di capire, sono 2 minuti di recupero, dunque minuto 63 finirà questa partita, forse ci aspettavamo anche qualcosa in più, devo essere sinceri, ci aspettava forse almeno 3 minuti. Angioli, Chinnici chiude, poi palla per Gennaro che può chiudere la partita, Gennaro la tocca quel poco che basta, 4-6 il risultato. Tripletta personale per Gennaro, che anche se oggi non ha giocato forse una partita brillantissima dal punto di vista della lucidità, comunque ha trovato 3 gol. Manca un minuto, poi Chiappara nasconde il pallone su Sujon, va sul fondo, cerca anche il tiro per Di Chizzi, blocca e poi cerca anche la porta con Riela che invece saggiamente non tocca il pallone. Capitano, palla centrale, Chiappara per Loreto, penetrato in questi ultimi istanti, poi la tocca verso Perdi Chizzi, Sujon si complica tanto la vita, esce comunque a servire la Fiura, palla in verticale per Gennaro che guarda la porta e cala anche il poker, 4-7 risultato adesso. Assist di Vito La Fiura per il collega d'attacco Gennaro che firma il 4º gol della sua partita. Si era messa veramente dura per il Palermo Futsal Club, ma poi è venuta fuori la squadra di mister Gentile con il quintetto titolare che effettivamente è riuscito a fare anche la differenza. Gennaro lotta con Angioli, ma va bene così, finisce anche la partita, vince ancora il Palermo Futsal Club con il risultato di 4-7 dopo 63 minuti di gioco contro il San Gregorio Papa.
Una partita molto bella, combattuta soprattutto da entrambe le formazioni, con il Sangue Gregorio Papa che ha giocato alla pari del capolista della squadra che ha vinto il campionato girone B di Serie D, giocando per lunghi tratti alla pari e alle volte anche con supremazia, però poi alla fine sono venuti fuori i ragazzi di Mister Gentile con il poker di Gabriele Gennaro, che dunque ha deciso di siglare questi gol finali per portare il risultato sul 4-7. Ma intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa diretta. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto, vi ringrazio.